Cari telespettatori, cari telespettatrici, ben arrivati nel nostro spazio. Vedete alle mie spalle Confcommercio del Veneto, quindi la nostra ricetta, le nostre ospiti, i nostri ospiti, perché c'è come sempre con noi Eddie Somariva, ben ritornato, consigliere delegato di Confcommercio Veneto, e vi presento a questo punto anche le nostre protagoniste. Ben arrivata Stefania Brogin, grazie di essere qui con noi, presidente terziario donna di Padova. E ben arrivata Pamela Veronese, Osteria Arcadia, titolare chef, che è stata protagonista che è protagonista di una ricetta. E parleremo quindi, come ben sapete, di economia, ma questa volta al femminile. Ci sono dei dati interessanti, proprio freschissimi, che ci possono introdurre l'argomento, ma ci sono anche delle considerazioni da fare, perché effettivamente, andando a fare uno spaccato della nostra realtà, cogliamo un aspetto importante. Le donne sono protagoniste a livello trasversale di moltissimi settori, moltissimi ambiti, con intraprendenza, con fantasia, con creatività, con impegno, si cimentano un po' ovunque, e anche con un certo successo dove questo è possibile, perché proprio ci mettono una tenacia incredibile. Questo ci fa rielaborare anche un settore economico strategico, quello del terziario, e ve lo cerchiamo di presentare, di far conoscere bene, oltre a quello naturalmente dei servizi e del turismo, vero Eddie Somariva? Direi che è importante. Questa è la nostra missione. Noi crediamo, non lo facciamo solo per mestiere, crediamo che il terziario, o meglio il terziario di mercato, che sarebbero, spieghiamo a chi ci ascolta, sarebbero tutto il commercio, tutto il turismo, tutti i servizi, meno i servizi finanziari e la pubblica amministrazione, cioè il terziario è fatto dalle partite IVA sostanzialmente. Sì. Ecco. Questo terziario ha un ruolo importante nell'economia di questo paese e anche della Regione Veneto, ha il maggior numero di occupati, distribuisce la maggior quantità di salari ai residenti, a quelli che lavorano nel Veneto. Ha molte donne. Ha molte donne, non troppe, secondo me ce ne vorrebbero di più. Ma in poi Europa ce ne sono di più, cioè siamo sempre un po' indietro. Ecco, noi come tasso occupazione femminile siamo in Europa dopo Malta e dopo la Grecia, quindi siamo proprio all'ultimo. Cioè le nostre donne non lavorano, non vogliono lavorare fuori casa, stanno in casa, sono le mammone. No, non è vero, è il sistema nostro che non le sa accogliere e non le sa tutelare, ma ne parliamo dopo. Sì, sentiamo cosa ne cioè, pensano. crediamo nel terziario di mercato, crediamo che il terziario di mercato possa essere uno dei motori di sviluppo più importanti, e poi francamente venire a lavorare nel terziario può essere piacevole, perché è un mondo che ti mette spesso, quasi sempre, in relazione col cliente finale, ed essere in relazione con chi acquista, beh, significa veramente dare valore alla ristorazione. Sto pensando per esempio alla ristorazione, ma avete mai pensato che quando andiamo al ristorante noi clienti siamo seduti e chi è in sala in piedi? E quindi la relazione va in un certo modo che è diverso da quello che avviene in un negozio di abbigliamento o in qualsiasi altro negozio, dove il piano è lo stesso. Nella ristorazione ciò che conta è chi intesse la relazione, e il cliente è, non dico spesso, ma talvolta succube in chiave positiva. Quindi l'abilità della relazione è fondamentale per far star bene la gente. E la relazione oggi si arricchisce anche nel turismo di quello che i tecnici chiamano storytelling, del racconto, che un ristorante fa più spontaneamente che un negoziante di abbigliamento. Ma è solo questione di tempo, perché un abbigliamento nel centro storico deve essere un luogo di relazioni, un luogo in cui si chiacchiera e si discute. Ricordo che da sempre si dice che nei bar italiani si parla di calcio ma anche di politica. Si nascono, muoiono, si creano, si distruggono movimenti. Insomma, è un mondo molto interessante che andrebbe vissuto in maniera più intensa, e soprattutto ci dovrebbe essere un'accoglienza politica e istituzionale molto diversa da quella che abbiamo oggi sia in Veneto che in Italia. Infatti, sacrosante parole. Noi ci aspiriamo, insomma. Va bene. Allora, prima di entrare poi nel merito specifico, andiamo a seguire insieme la nostra ricetta. Sorpresa, sorpresona, seguitela con noi. Buongiorno, sono Pamela Veronese dell'Osteria Arcadia, una piccola realtà che si trova nel delta del Po Veneto. La nostra realtà, ripeto, è un'osteria a conduzione familiare gestita da mia mamma Arcadia, da mio fratello Mauro che pesca vongole e mio marito Diego che è allevatore di cozze. Vi invito a venire a trovarci in questo territorio perché è una terra giovane, la più giovane d'Italia,
ha circa 400 anni, bellissima, zona naturalistica, piena di pesce, flora, fauna, adatta alle bici, adatta alla pesca, adatta a qualsiasi attività per chi ama proprio vivere la natura. La nostra proposta è una proposta culinaria soprattutto legata al territorio, alle stagioni, alla tradizione, alla qualità della materia prima. Infatti la mia famiglia, che arriva appunto da una famiglia di Osti, propone queste ricette che noi siamo andati a scovare nella tradizione del Basso Polesine. Mia mamma cosa fa? Lei cerca queste ricette dai suoi genitori e dai suoi nonni per poi proporle e presentarli in questa piccola osteria, circa 20 posti, che si trova alle Foci del Po. Ci troviamo in una zona dove l'offerta è tantissima, sia a livello di pesce sia a livello di terra. La cucina di oggi, la ricetta di oggi è una ricetta molto semplice, molto tradizionale ed è un risotto fatto con il bisato. Che cos'è il bisato? Il bisato è una piccola anguilla pescata nelle nostre lagune. Questo territorio, questa parte, questa fetta di terra, questa fetta di mare è molto importante perché è l'unica in Italia dove tanti tipi di molluschi, crostacei e pesce cresce in una zona di acqua salmastra. Quindi oltre all'acqua salata c'è l'influenza del fiume che ci permette di avere dei prodotti di eccellenza. Uno di questi appunto è il bisato. Il bisato è un'anguilla selvatica pescata a canna con i pezzettini delle moleche. La moleca è un granchio che perde il carapace, diventa molle. Questa qua viene fatta a pezzettini utilizzata per pescare questi bisati, queste piccole anguille. La differenza in sostanza qual è? Che un'anguilla di allevamento nel senso fatta crescere nelle vasche, cosa fa? Mangia, c'è un'aggiunta di mangime. Queste qua invece per crescere, per vivere, devono cercarsi il mangiare e quindi il risultato finale qual è? Che la carne è molto più delicata, è meno grassa e la pelle è molto più sottile. Viene utilizzata in diversi tipi di ricette. La principale sarebbe quelle un po' più grosse, il bisato che si chiama salon oppure papalon in base al colore della pelle, si fa completamente spinato arrosto. Quelle più piccoline invece vengono proposte in broetto, quindi fatti in umido, in rosso con la polenta bianca brustolita, oppure fritte, oppure come oggi vengono proposti in risotto, sempre utilizzando il riso del nostro territorio. È un riso del Delta IGP, è qua, molto importante perché negli ultimi tempi ha fatto conoscere anche la nostra zona, anche a livello riso. Una volta ce n'erano di più di risaie, poi pian pianino si sono andate a finire e poi si è riproposta questo tipo di cultura. Perché è molto importante, perché è molto buono questo riso? Perché mantiene bene la cottura, è amidoso e va bene sia per i piatti in asciutto, quindi per risotti, che per i brodi. Ripeto, la nostra ricetta di oggi, il risotto fatto con il bisato, che in dialetto si chiama buratello. Prima cosa da fare, preparare un brodo con dell'aglio bianco di Rovigo dolce, della cipolla bianca, del sedano e della carota, 2 foglioline di rosmarino appena appena. Una volta fatto il brodo, che io ho già messo in pentola a fumare, si aggiunge il buratello, 10 minuti di cottura, si toglie e si spolpa. Questa è la polpa del buratello. Il brodo viene filtrato e rimesso in bollore, pronto per proseguire con la ricetta. Cipolla bianca, tagliata molto molto sottile con poco aglio, sempre il nostro aglio di Rovigo. Olio d'oliva buono, il nostro territorio non ci dà olio, però nella nostra regione veneta si può trovare del buonissimo olio d'oliva. Faccio andare, ecco,
Devo dire che la nostra zona, noi lavoriamo soprattutto legati alle stagioni. Questo è il momento appunto dell'anguilla, del buratello, sta iniziando il momento delle molecche, poi più avanti si va, in primavera cozze, quindi le uniche cozze DOP a livello nazionale, noi proponiamo la cozzeria, uno viene là e può gustarla in tantissimi modi. Molto importante la nostra zona per il pesce azzurro, uno dei porti principali a livello europeo è il porto di Piglia, lì qualsiasi tipo di pesce azzurro stupendo, pescato nel mare Adriatico, freschissimo, la gente può venire anche andare a visitare i nostri mercati del pesce e anche il nostro consorzio molto importante per la raccolta delle cozze delle vongole. Molto importanti anche i nostri meloni perché nascono proprio in un territorio dove c'è una parte di salinità nella terra. Molto importante la farina di mais bianco perla. Il miele del delta, c'è un miele particolare che viene su proprio fine primavera, inizio estate, che è il miele fatto con i meloni, quindi voglio dire si spazia sia da pesce che da carne. Molto importante d'inverno è la selvaggina, c'è una zona di valli nella parte nord del delta del Po del comune di Portotolle dove lì c'è una caccia controllata logicamente e noi riproponiamo nel periodo invernale questi piatti di selvaggina, quindi la cucina è molto aperta anche perché c'è stata tantissima influenza, essendoci diversi porti pescherecci arrivano le influenze da altri territori, quindi abbiamo cercato di, se anche terra giovane, però ci sono delle ricette legate alla nostra tradizione. Come dolci uno dirà, ma che cosa avete voi di dolce? Beh, di dolce abbiamo tanto anche di dolce. Aggiungiamo il nostro riso, ecco qua il nostro riso. Lo facciamo tostare. Una volta che il riso si è tostato, posso aggiungere la mia polpa. Allora, l'utilizzo dei grassi in questa ricetta cerca di essere molto limitata, nel senso che si mette poco olio, sia all'inizio cottura quando viene soffritta la cipolla, sia dopo nella mantecatura. Perché? Perché l'anguilla, vabbè, questa è più magra come vi dicevo prima, però ha la sua percentuale di grassi, quindi cerchiamo di compensare diminuendo la quantità di olio sia all'inizio che alla fine ricetta. Aggiungo un pochettino di sale, pepe e sfumo con il vino bianco secco, anche questo cerchiamo di prendere un vino buono. Faccio un cambio. La nostra zona, noi come osteria vi proponiamo diversi itinerari. Diversi itinerari perché? Perché è una zona tutta pianeggiante, ci sono tantissimi argini dove poter visitare il nostro territorio sia in bici sia in barca e da quest'anno stiamo proponendo del trekking. Allora, in barca potete essere seguiti da noi personalmente, nel senso che mio fratello e mio marito come pescatori hanno questa licenza di pescaturismo e quindi vi possono accompagnare nei cannetti all'interno della sacca a visitare questi bellissimi scanni dove potete vedere circa 314 specie di uccelli che negli ultimi tempi, visto anche il cambio di temperatura che c'è stato, arrivano anche dall'Africa. Iniziamo ad aggiungere il brodo. E andiamo avanti in cottura. Sono passati circa 18-20 minuti, il risotto è bello al dente, quindi togliamo, deve essere leggermente morbido, quindi non secco, al limite aggiungiamo un altro po' di brodo. Per terminarlo, un cubettino, ma dico un cubettino di burro ben freddo, in modo che ci sia uno sbalzo termico e che ne esalti ancora l'amido del riso. Mescolare velocemente, si mescola bene bene bene. Come usanza della nostra tradizione, pochissimo, dico poco, appena appena, di pecorino stagionato.
tanti faranno una critica su questo ingrediente, però mi dispiace dirlo, ma nella nostra zona il formaggio ci va in mantecatura e quindi si esalta ancora di più il sapore del riso. Come si vede, bello cremoso. Andiamo ad impiattare. Per terminare, pochissimo pepe. Dico sempre pochissimo perché vanno bene tutti gli ingredienti, però in dose minima, in modo da non coprire il sapore del pesce. Noce moscata, anche questa una spezia che ci va benissimo in abbinamento al pesce, e per riprendere il profumo del brodo una fogliolina di rosmarino. Il piatto è pronto. Come abbinamento ho pensato un prosecco. Devo dire che con il bisato con l'anguilla si potrebbe abbinare benissimo un rosso, però questo risulta alla fine un piatto delicato. Se anche si può pensare che potrebbe essere un piatto grasso, invece alla fine vi garantisco che è un piatto un sapore molto delicato. Quindi un prosecco di Andreola. Questo è un prosecco di Valdobbiadene, zona Coe San Martin, è un Brut. E il mio amico, questo qua proprio si chiama Stefano Pola, è un ragazzo che devo dire che lui vende il suo prosecco a una rivendita appunto selezionata, quindi la mia idea è stata quella di abbinare questo prodotto al nostro risotto. Un po' troppo caldo forse, quindi un brindisi a voi e buon appetito. Allora, buona, anzi dico io, buona l'ho assaggiata. Dal racconto mi sarei mangiato il territorio, perché ha raccontato... È quello che io voglio fare. Infatti, è bellissimo, è un esempio da imitare. Ecco, se tutti i nostri ristoratori avessero voglia, ma anche l'amore proprio l'amore, la passione di fare questo, io credo che sarebbero insostituibili, altro che le mode, le cose strane, le salsette, il territorio nel piatto. Ecco, lei ci ha messo il territorio del Basso Polesine nel piatto. Cosa vuoi di più dalla cucina? Devo dire qualcosa, Stefania Brogine? Assolutamente. È rimasta incantata a guardare la ricetta? Sì, sono rimasta incantata perché mi immagino un turista che a questo punto vuole trattenersi in un territorio, lo vuole scoprire sotto tutti gli aspetti, quindi enogastronomici, turistici, culturali. E anche secondo me in questo occorre puntare sempre su una proposta turistica culturale, in modo tale che chi visita i nostri territori possa alla fine alzare anche la soglia di spesa rispetto a una tipica vacanza. Lei non lo sa, ma tu lo sai, e anche lei, che noi abbiamo un progetto proprio in questa direzione, finanziato dalla Regione e organizzato da Unioncamere, che si chiama Veneto Positive Food. Sì. 100 ristoranti veneti che devono fare quello che la nostra amica ci ha dimostrato di saper fare. E devono intrattenere per farlo stare più di quello che vorrebbe e per farlo spendere un po' di più, non solo al ristorante, anche nello shopping e magari nei centri storici. Poi il cibo è cultura, è tradizione, e la donna poi è assolutamente, diciamo, la protagonista assoluta. E infatti riesce anche a convincere, a essere persuasiva in questo senso, in modo... E Se qui si veniamo vede nella la... tua osteria, ti troviamo anche in sala o solo in cucina? Quasi sempre in sala. Benissimo, Allora, allora ci dobbiamo venire. No, in cucina c'è sempre mia mamma che si chiama Arcadia. Io sono in appoggio e mio fratello è in appoggio, quindi essendo una famiglia tutti sanno un pochettino far tutto. Dopo logicamente per estrapolare a mia mamma certe ricette, non so se in punto di morte,
Ma Cosa si riuscirà? sai, ecco, Il no. sapere femminile è un patrimonio, Ecco, quindi quindi mamma domani facciamo quella roba lì, io arrivo magari alle 6, lei si è alzata alle 4:30 e l'ha già fatta, per non farvi vedere come si fa. Quindi per Però- valorizzare il territorio occorre il sapere femminile, la tradizione, il sapere però, diventa fondamentale. vi dico, mio fratello è lui che fa la pasta, quindi facciamo tutta la pasta fatta in casa. È lui che si occupa della cura soprattutto del pesce, dei molluschi a guscio, quindi perché lui è molto paziente, cioè i canestrelli, le cappe sante, le cappe nude, quelle robe lì che devi lavorarle a mano in piccolo, quindi è lui. Dopo lui dà appoggio in cucina, io do appoggio in cucina, quindi ci turniamo, però bene o male sono io che mi occupo della sala, degli acquisti, sempre in accordo con la famiglia. L'ambito Ecco, familiare. sì, sì, sì. E dopo parliamo anche degli ambiti familiari, secondo me interessanti, dove no? c'è la donna, possiamo farlo anche con Stefania Brogini, oltre che con la nostra chef, perché come si innescano i meccanismi, perché siete sorelle, voi siete 4 sorelle, Sì. qui abbiamo un esempio di famiglia dove comunque madre, figlia, fratello, insomma sono meccanismi interessanti. Pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme.